Venezia è una città unica nel suo genere, ma avete mai pensato a come fanno i suoi palazzi, le sue imponenti chiese ed i campanili a reggersi senza sprofondare? Per la sua costruzione, che fosse un edificio, piccolo o grande, la città ha dovuto fare i conti con l'acqua, la salsedine, il fango e la sabbia. E da questi elementi i veneziani riuscirono, con il loro ingegno, a costruire un miracolo di ingegneria e pietra. Benvenuti ad un altro episodio di Ti racconto Venezia. Sull'origine della città, gli studiosi hanno da sempre dato un'origine romana. Le 124 isole sono infatti state via via popolate a partire dal VII secolo d.C. Venezia quindi non è nata da un centro che si è poi allargato, ma da diversi insediamenti che si sono uniti tra loro. Le isole principali di cui è fatta erano dei veri e propri centri abitati, quasi indipendenti. I numerosi canali servivano sia come via di trasporto, sia come scarichi che venivano ripuliti dalle maree. E su questo argomento vi invito a guardare il mio episodio su come funziona Venezia, che trovate nei commenti. Ecco come i veneziani hanno costruito la loro città. Si delimitava l'area destinata alle fondazioni con due serie di palificazioni parallele, distanti tra loro circa 80 cm. Si riempiva lo spazio tra le palificate con fango, svuotando dai residui d'acqua la zona che era stata chiusa. Una volta asciutta, si cominciava a piantare tronchi d'albero lunghi fino a 25 metri nel terreno instabile della laguna, uno vicino all'altro, tanto in profondità da raggiungere lo strato sotterraneo più solido di argilla sedimentosa, compatto e resistente, a circa 6-7 metri di profondità. Questo strato è chiamato caranto. Circondato da fango salino, che uccideva i batteri responsabili della sua corrosione, i pali si pietrificavano attraverso un processo di mineralizzazione, formando le perfette fondamenta per la costruzione della città e anziché marcirli, li rendevano più resistenti. Il caranto, però, è meno resistente della roccia, dunque l'intera città di Venezia è come se galleggiasse su una sorta di palude profonda. Gli edifici poggiano tuttora su una serie di pali di pino, larice o quercia, del diametro di una trentina di centimetri, collocati a brevissima distanza tra loro. Gli interstizi tra un tronco e l'altro venivano riempiti con cocci, vetri, pezzi di mattoni, rottami varie o pietre e impastati con calcestruzzo. Sulle teste che venivano parificate si poggiava lo zatterone, ossia due strati incrociati tra loro di tavoloni di legno di larice o di olmo. Qui erano poste le vere e proprie fondamenta, costituite da un muro a strati leggermente inclinato, in blocchi di pietra d'Istria, una roccia proveniente dalla vicina penisola adriatica, con bassissima porosità ed un'elevata impermeabilità. Si raggiungeva così il livello del piano terra. Sopra il muro di pietra venivano poste o le colonne o i pilastri o i muri dell'edificio. Con tale tipo di fondazione, soltanto la parte in pietra d'Istria resta tutt'oggi a contatto con l'acqua salsa e l'aria, mentre le parti in legno restano conficcate nella melma o nel caranto. Grazie alla fossilizzazione dei pali, poteva succedere che alcuni edifici fossero riedificati, modificati o riammodernati sopra vecchie fondamenta, mantenendo la struttura originaria e tenendo le planimetrie sostanzialmente invariate. Il palazzo può considerarsi suddiviso in tre aree. Una zona centrale che attraversa tutto l'edificio da una parte all'altra chiamato portego e due zone laterali suddivise in piccoli ambienti. Questa divisione si ripeteva per tutti i piani, però con funzioni diverse. Al piano terra c'era il portego per gli incontri di rappresentanza, a cui si aggiungeva un porticato sull'acqua per consentire l'attracco delle barche. Gli ambienti delle zone laterali erano adibiti a magazzino o deposito. I piani superiori, definiti piani nobili, presentavano un grande portico centrale che diventava salone delle feste e dei balli, mentre gli ambienti laterali, più piccoli e quindi più facili da scaldare, assumevano una destinazione privata.
L'ultimo piano, infine, ospitava il sottotetto, solitamente destinato alla servitù. Talvolta, tra il piano terra ed il primo piano, sulle zone laterali, poteva esserci un mezzanino, utilizzato per le attività commerciali del padrone di casa. I piani nobili sono quelli più facilmente riconoscibili sulla facciata principale, normalmente sul canale, grazie alle ampie finestre. Esse normalmente servivano due famiglie nobiliari, solitamente due fratelli, ed avevano accessi separati. I piani erano collegati da un ingegnoso sistema di scale incrociate. In questo modo la servitù e la famiglia avevano due ingressi e due percorsi interni dipendenti. Alcuni punti di scambio consentivano, se necessario, il passaggio da un percorso all'altro. Gli ingressi principali erano tutti posti sul Canal Grande ed è per questa ragione che i più bei decori erano dedicati alle facciate sull'acqua. Oggi, sfortunatamente, di loro ne rimangono poche tracce. I rii, quindi, sono stati per molto tempo le uniche vie di comunicazione, essendo del tutto assenti i ponti e realizzati soltanto in seguito. Gran parte della struttura interna del palazzo era in legno di abete e di quercia, rendendolo così flessibile e più adattabile ai cedimenti dovuti al suo peso sul caranto. Sopra i tavoloni che costituivano la base del solaio veniva stesa una pavimentazione adatta ad assorbire le oscillazioni e le vibrazioni, il cosiddetto terrazzo alla veneziana, costituito principalmente da calce e da pezzetti di marmo posati come un mosaico. I travi erano riccamente decorati e lasciati a vista. Quasi tutti i palazzi di Venezia sono identificati con il nome della famiglia che li ha fondati o che più vi ha lasciato il proprio segno, e preceduto da K, a significare la parola casa. Perché si dice che i palazzi di Venezia siano in pericolo? L'innalzamento del livello della marea degli ultimi anni ha messo seriamente in pericolo la staticità degli edifici di Venezia. Il danno più grande per gli edifici in muratura di laterizio è l'umidità di risalita. Un muro che non è molto diverso da una spugna assorbe dalle fondazioni l'umidità tramite i sottilissimi canali da cui è attraversato. A rendere la situazione ulteriormente dannosa sono i sali. Questi risalgono la muratura disciolti nell'acqua, che poi evapora, cristallizzandosi e aumentando di 12 volte il loro volume, sgretolando i mattoni. Anche le travi dei solai risentono dell'umidità, perché l'acqua favorisce l'aggressione del legno da parte di funghi e batteri. L'antidoto tradizionale era inserire nella muratura i blocchi di pietra ad istria, che fungevano da barriera all'umidità di risalita. Oggi però il livello dell'acqua è più alto e lambisce i palazzi oltre la linea di pietre, scavalcandole e riproducendo il problema. Ci sono molte soluzioni, come non intonacare la parte solitamente soggetta a questo fenomeno, permettendone una maggiore traspirazione, o il taglio dei muri, che può essere di tipo fisico, inserendo una membrana impermeabile capace di arrestare la risalita dell'umidità, oppure di tipo chimico, iniettando cioè resine che saturano la porosità della muratura, annullandone così la capacità di assorbimento. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like alla pagina.